Bah. Beh, sì. Che si fa? Bah. Che sa a fare? No, che tu puoi fare a quest'ora? Tutti i giorni, sabato compreso, eh? Il sondazzo, no? Ma cosa vuoi fare, eh? Non c'è altra cosa, non c'è cosa più bella che entrare, socializzare con le persone, entrare nelle case, parlare con la gente. Sì, certo, parlare con la gente, comunicare, e la gente finalmente si sente toccata in qualche modo da qualche sconosciuto che in qualche modo modifica anche per un momento la vita a queste persone, in bene o in male, in meglio o in peggio. Beh, non saprei, dipende da come la si vede, sì, te come te la vedi? Dall'alto o dal basso, se te la vedi dall'alto sei probabilmente una donna, dal basso potresti essere anche un uomo. Sì, no, ma che cosa te la vedi, scusa, ma per piacere, io sono il G, no, diciamo subito, no, le cose me le stanno. E oggi in un posto qualsiasi d'Italia, diciamo verso il sud, oggi, vorrei, ma se proprio vuoi, consegnare qualche cosa. No, non c'entra nulla Guglielmo Passeri questo, no, direi proprio di fare una cosa semplice, di quelle che fanno incazzare, perché no, fanno incazzare nel senso buono di termine, no? Esiste un senso buono del termine incazzare? Ma può darsi, e quindi a un certo punto uno dice io il cane non lo voglio. Ma come un cane? Il cane c'è, eccolo lì, sì, non vogliono mai il cane, mai lo vogliono, mai, ma io glielo voglio riportare, perché il cane l'hanno perso loro, forse l'hanno addirittura abbandonato, quindi colpevolizziamoli anche, ma poveri cristiani, ma si può fare queste cose? Sì, sto facendo già il primo numero, quindi vediamo un po'. Sì, non è il suo cane, ma certo, sì, come no, sì, sempre che questa persona risponde al vero, naturalmente risponderà, se non risponde questa risponde un'altra, qualcuno risponderà sempre prima o poi. Il fatto è che in questo prima c'è più poi che altro, ecco, non so bene che cosa io abbia mai detto, ma qualcosa devo pur aver detto, ed è il momento di prendere una decisione, cioè fare un altro numero. Certo, sì, quello di, ma che ne so, non importa, forse un nome proprio può esserci utile, ma giusto quello. Beh, su, forza, dai, su. Sì, è un bel cane, piccolo, piccolissimo, un San Bernardo, sì, di quelli proprio. Pronto, buongiorno signora. Pronto, mi sente signora? Prego? Se abbassa la televisione forse mi sente meglio. Sì. Allora senta signora, questo è il canile comunale. Sì. Qui ci hanno portato il cane che avete perduto. Guardi, io non ho avuto mai cani, chiedo scusa, ma che signora sei? Come non ha avuto mai cani? Il signor Paride abita lì. Sì, ma non ha cani Paride. Paride chi è? Suo marito? Mio marito. Ah, beh, c'è lui in casa in questo momento. Ma non ha cani. Ma non ha canini, niente? Niente. Lei signora ne ha canini? Niente. Ma come fate ad andare avanti senza canini? Meno male non state in Transilvania. No, ma volevo dire, vede signora, questo cane al collare è stato trovato, no? Aveva il collare e nel collare c'era scritto un numero telefonico e un nome, c'era scritto Paride e c'era scritto il suo numero telefonico, no? Ora io a questo punto ho pensato che Paride o fosse il nome del cane o fosse il nome del padrone che aveva quel numero telefonico, come dire, se il cane si perde telefonate a Paride, numero tal, quello che ho fatto adesso. Ma mio marito non ha avuto mai cani. Sicura? Senta sì. signora, ma perché non me lo passa un attimo? Ma non è qui mio marito. E dov'è? È giù. E sta cercando il cane che ha perso? Ma quale cane? Che noi cani ne teniamo. Ma come cane ne tenete? Questo cane di chi è? Che ne so, vedete di chi è? Che ne so, io non lo so, ma deve essere vostro. No. Per forza, qui se no perché avrebbero scritto questo nome e questo numero telefonico? Ci sembra un la voglia. Lo può chiamare suo marito per favore? Senta, ma non ne anche se è cani. giù, lo faccia venire. Perché noi cani non ne teniamo. No, il cane noi glielo riportiamo oggi. No, non porta qua cani, non ne teniamo noi. E se voi non lo prendete, voi passate noi dei guai cane, né ne vogliamo. con la proiezione degli animali. Ma non mi interessa.
interessa a me, non mi dice il mio cane. Ma voi tenete il cane perché l'avete abbandonato? Chi l'ha abbandonato? Voi l'avete abbandonato. Ma come ti viene questo gatto? Mi passa il signor Paride, dove vai? Se ne chiude, se ne chiude, non la richiami. Ma come si abbandonano i cani così? E anche i mariti, perché questo marito dice giù, ma dov'è? Tiralo su, tiraglielo su. Ogni tanto, signor. Che tu vuoi? Questo parla così strascicato che nemmeno l'uccello si erge, anche quello strascica. Beh, sì, sono sempre io, signora, ma guardi che lei ha preso un abbaglio. Senti, io una cosa solo le voglio dire. Noi siamo due vecchi e cani non abbiamo mai avuto. Due vecchi cani? Voi siete due vecchi cani? Perché mi sta dando un poco fastidio, va bene? Guarda, io devo parlare con suo marito, ma lo faccia parlare. Ma non ce l'ha mio marito il cane, ma come lei... Ma me lo faccia parlare con me suo marito, un attimo. Ma come parla con mio marito? Io lo chiamo. Mio marito non ha avuto mai cane. No, non importa, a me lo deve chiamare, altrimenti glielo portiamo davvero il cane. Mi porti... Guarda, ma lei sta scherzando? Mi faccia parlare con suo marito. Come si chiama? Sì, io la prego. Come si chiama lei? Guagliarulo. Come si chiama lei? Guagliarulo. Guagliarulo? Sì. È sbagliato per tutti. Gennaro. Noi non teniamo cani. E non importa, io ho bisogno... Tanto fastidio. Ma signora, io mi chiamo Guagliarulo. E noi i cani non li teniamo. Signora, ma un minimo di rima. Io mi chiamo Guagliarulo. Dove mi manda? Signor? Ma guarda un po', Guagliarulo, mandami a fare il culo. Scusa, è un'occasione più che rara. Ci sono pochissime parole che fanno rima con culo. Non lo so io, vero? Guagliarulo. No, niente. Sì. È questo che... Per questo l'ho richiamato. Perché non vuol farmi parlare con suo marito? Perché? Perché queste donne non mi vogliono far mai parlare, spesso succede, vogliono proteggere il marito, anzi non vogliono che abbia contatti con l'esterno, con persone che non conosce, magari, chissà, potrebbero, non lo so, non è una pecora, è un cane, noi teniamo cane, adesso lì giochiamolo, viene su e parlammo, no? No, Oh cane. Questa è un'altra delle cose che fanno andare in bestia le persone. Perché? Perché il cane non lo vogliono, giustamente, no? Se non hanno mai avuto un cane, perché dovrebbero avere un cane se non era loro, oltretutto questo cane? Ma un essere estraneo in casa, come una bestia, un cane. Poi troviamo invece che dice, io ho già 10 cani, magari. Guarda che il signor Paride non vuole assolutamente salire le scale e non importa, tanto noi andiamo da qualcun altro, la signora è una dura, il marito non lo cede a nessuno, manco telefonicamente. Noi andiamo avanti. Ora lei lo riferirà al marito del cane, non lo vogliamo fare, il cane non lo fare trasire, non lo fare trasire, e così via. Andiamo da un'altra persona, proponendo la stessa identica. Pronto, signora, buongiorno. Buongiorno, chi è? È il canile. È il canile munificale. Il canile? Sì, signora, sì. Volevo dire, finalmente il cane che voi avete perduto. L'abbiamo ritrovato, ce l'hanno portato qua. No, ma non so, avete sbagliato numero, io cani non ce n'ho. Ma come? Non ha 2 canini almeno? No. E questo è grave, signora, ci vuole il dentista. No, le volevo dire, signora, no, io ho questo cane che è del signor Gaetano. Sì, ma non è qua è il cugino. Ma Gaetano, dov'è? Dove sta Gaetano? Ma non lo so, chiamati... Ma come, a questo numero corrisponde Gaetano, no? Ma lo so, ma sono i cugini. I cugini? Sono figli di 2 fratelli e hanno lo stesso nome, ma qua non è quello che cercate. E invece no, quello che cerco è proprio quello che ha questo numero qua. No. Ma chi è, suo marito? Ma mio marito è morto da 11 anni. Ma non si chiamava Gaetano? Sì, si chiama Gaetano, Stellato. Allora, era Gaetano. Allora, c'è l'altro Gaetano, allora? C'è l'altro Gaetano. Dove sta, Gaeta? Ma non lo so. Vedete sopra l'elenco telefonico. Io solo quello ho trovato, proprio questo qui, l'unico. Ma tengono lo stesso cognome? Sì, tengono lo stesso cognome. Qui ne esiste uno solo. Se casomai c'è un Giovanni. È il figlio, vedete la via degli via?
Come? Via degli Imbimbi sta la figlia? Degli imbimbi? Via degli Imbimbi. Degli imbimbi. Va bene, arrivederci. Ma cos'è via degli imbimbi? Non esiste via degli imbimbi. Signora, lo dica meglio, via degli imbimbi? Signore, scusate, io cane non ce n'ho e qua avete sbagliato, arrivederci. Ma signor! Mi piacciono un sacco queste voci proprio. Ma come via degli imbimbi? Ah, Giovanni sarebbe il figlio, figlio di Gaetano, ma quello vivo. Sì, andiamo da Giovanni, via degli imbimbi, però non sta in via degli imbimbi. No, dico, via degli imbimbi, che cazzo, è bellissimo, via degli imbimbi, è meglio di via delle cantonate, guarda, via degli imbimbi. Non mi sembra di vedere nessuna via degli imbimbi. Degli imbimbi. Non so se vabbè, sarà vero, sì, imbimbi, sarà via degli imbimbi, può essere benissimo, però mi sembra un po' strano, via degli imbimbi. Giovanni, sì, sta in Piazza d'Armi, figurati, Piazza d'Armi. Si rende conto? Piazza d'Armi si chiama, Piazza d'Armi, cioè proprio, ma niente da fare, Giovanni non c'è. E allora abbandoniamo questa famiglia per andare da qualcun altro, giusto? Giusto? Vediamo un po' chi possiamo beccare. Questo qua. Che gli dice? Ha ragione lei, è proprio vero. Del resto noi dobbiamo andare a consegnare, a riportare questo povero cazzo, povera bestia che mi sta guardando in questo momento con quegli occhioni tristi. Ah sì, con quelle cispe tristi, con quella bava triste. Pronto? Pronto signora, buongiorno. Sono indiana. Chi parla? È indiana? Sì. Lei è indiana? Sì. Ah, ho capito. Senta, è una scuola? Non ho capito, aspetti un attimo, È indiana? A me non mi sembra. Qui è troppo alto qualcosa. Pronto? Pronto signora, è indiana? Cosa ha detto prima? Sono indiana, cosa ha detto? Lei chi è? No, è il canile munificale. Oh no, ho sbagliato. No, sono io, volevo parlare, ma non indiana, cioè lei mi ha detto una cosa che non ho capito bene. Ha detto sono indiana? No. Ah, avevo capito, scusi, avevo capito male. Senta, no, il signor Guerrino abita lì? Ma Guerrino Selva? Certo. Chi Guerrino? Guerrino, con un R solo, sa, Guerrino. Ma No, mi dica la verità, subito. Non faccia tante domande, cioè io qua ho una cosa da dire a lui, c'è o non c'è? No, ma io volevo sapere chi Guerrino. Selva. Selva. Allora, Selva. Guerrino Selva, il titolare è morto. Ah, il titolare della Selva. Sì. E della Savana? Della Savana invece è quello di sua sorella. Ah, quella di Sfacci Mesorete. Cioè, senta, la tundra, come la mettiamo con la tundra? No, beh, io vorrei sapere, casomai. Senta, con chi voleva parlare? Con il signor Guerrino se era vivo. È morto. È morto, quindi non ci posso più parlare. No. A meno che non faccia una seduta spiritica. Cosa che non si può fare, no? Già. Quindi la selva è oscura. Ecco, e quindi io ci sono un po' perso, ecco, a questo punto lei è la moglie di Guerrino, che è morto? Cioè la vedova? Sì. Ah, ho capito. Faceva tante domande, poteva dirmelo subito, così almeno... No, ma volevo sapere lei con chi voleva parlare. Dal suo sorriso, però, io penso che lei sia una vedova allegra. No. No, perché lei sorride, ride, insomma, volentieri. Vede che ride. E cioè una donna ancora piacente e ancora sensibile al fascino maschile. Come i maschi sono sensibili al suo, sicuramente. È così? Allora, mi dica con chi voleva parlare. Ecco, io sono del Casinò Municipale di Sanremo. Ah sì? Sì, come le dicevo prima, no? Sì. Siccome ho fatto una vincita assolutamente grandiosa, ecco, io ho messo gli occhi su di lei e ora che so che è pure vedova, mi dispiace per carità per il suo marito, però so che è vedova e quindi diciamo libera, spero, e a questo punto vorrei portarla con me in un giro del mondo in 80 trombate, 80 giorni, come? La ringrazio, ma non è possibile. Perché? Perché io non sono di qui.
E allora? Io ho risposto perché sono la domestica della signora. Lei non è... Ah, lei è indiana. Cioè, quando mi ha detto indiana, cosa intendeva dire? Io sono indiana? Cioè, ha detto... allora lei non è la vedova di Guerrino? No, no. Lei è la domestica? Sì. Della vedova? Sì. Ah, è meglio, guardi, le domestiche mi sono sempre piaciute molto, quando spolverano soprattutto i tavolini, quindi tavolini molto bassi, e si chinano. Adesso devo attaccare perché sto preparando da mangiare alla signora. La signora. Ecco, perché lei mi ha fatto questo inganno, si è fatta passare per la signora? Perché siccome è una voce che non conosco. Allora io vorrei portarla nelle isole tropicali più belle, la ringrazio. Io e lei soli su un'isola deserta. Indovini che cosa potrebbe succedere? Niente. Perché? Perché sono brutta. Ma su un'isola deserta si trovano anche gli alberi, cioè, capito? Lei trova un foro e uno zacchere, capisce? Quindi ho fatto questa vincita bellissima, vengo a prelevarla quanto prima. Va bene. Sì, nella selva. Arrivederci. Arrivederla. C'ha ancora un po' di peli, signora, per sapere... non lo so, deve chiedere a sua moglie, a sua sorella, a sua madre. Ma scusi, cosa c'entrano loro con i peli suoi? Perché sono uguali a quelli di sua mamma. Ah sì? Ah, mamma è molto pelosa. Io mi chiamo Tarzan, sa? Sono nato fra le scimmie. Mi hanno tirato sulle scimmie. Ma insomma, questa signora è molto ambigua, è molto strana, è molto peccaminosa secondo me, Poi tira fuori sempre i parenti, capito? Tira fuori i parenti, già, ma noi andiamo avanti, perché noi non dovremmo parlare di queste cose, ma mi sono morti tutti, porca miseria, dovremmo parlare di un cane, sì, di un cane, quindi è inutile, sì, appunto dico, vero, già, andiamo avanti, abbiamo sempre questo povero cane, i poveri uomini sono tutti morti, lo so, tutti morti, Pronto? 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 Buongiorno. Buongiorno. Il canile munificale. Sì. Senta, qui abbiamo un cane che ci è stato portato perché è trovato un randagio, che però ha un collare eccetera, e quindi abbiamo fatto ricerche e siamo risaliti a voi, cioè il cane deve essere di vostra proprietà, il signor Elio. Il signor Elio. Sì, ma il cane di Elio è qua. Il cane di Elio è qua? È a casa mia. Ma forse ne avevate due? No. No, un momento, qui bisogna chiarire la cosa, perché ora le spiego. Che cane avete? Che razza è quello lì? Se non scherzo, di prossimo non si scherza con gli animali. No, guardi, non si scherza con gli animali, noi ci lavoriamo con gli animali. Ecco, allora io ho un cane bastardo in casa che ha 7 anni, che ed è qua con me. Ecco, invece qua c'è un cane che ha un collare, va bene, e ci è stato portato, e su questo collare c'è scritto Elio. E poi c'è scritto anche un numero telefonico che è esattamente quello che ho fatto adesso. Quindi o era il nome del cane o era il nome del padrone. Allora Elio è mio marito. Elio è suo marito, è il padrone di questo cane. Noi è un collare marrone? Un collare marrone, certo. È stato smarrito il cane mio sta qua comunque. Vabbè, ma questo tra l'altro è un cane di razza. Oltretutto non è nemmeno... Non abbiamo un cane di razza, glielo giuro, guardi. Ce l'avrà perché noi glielo portiamo. Cioè, noi una volta che troviamo un numero e un nome o qualcosa che abbia riferimento, lo portiamo, poi decidete voi, lo tenete, ma non lo so, ma penso di sì perché comunque è riferibile a voi. È un cane bellissimo. Capisco. È un cane bellissimo. Ma fate come volete, non so che dirvi, io non lo posso. Dico che avete già un cane, dove c'è un cane, e poi con gli animali, lei mi insegna che con gli animali non si scherza, ecco, con le persone sì, ma infatti per questo sono arrabbiata, perché... Ma non deve essere arrabbiata, perché con i cani io non scherzerei mai, capisce? No, non lo so. Cioè, praticamente io lavoro qui al canile munificale e quindi... Di dove? Di dove? Qui nella zona, insomma. È un po' fuori zona. Quindi, allora, prego? Da dove chiama lei? Scusi, ma io sono in zona, non vorrà mica che io consegno un cane, cioè che io consegno un cane a Milano quando siamo, voglio dire, in questa zona qui, insomma, capisce? Lei forse non sente il mio accento meridionale, perché io sono toscano, ma insomma, a parte questo... Il mio è inglese, quindi si figuri come sono arrabbiata. Lei è inglese? Sì. Ah, è la moglie di Elio, si è fatto la moglie inglese, signor Elio. E due cani. Ah, perché cosa c'ha da dire con gli italiani? No. No, perché gli inglesi sono meglio degli italiani? Non mi piace che si prenda in giro. Ah, perché gli inglesi sono meglio degli italiani? Guardi il cane se ce l'ha veramente, arrivederci. Ma gli inglesi, guardi, ecco. Oh, questa è inglese. Si trova un inglese nel sud Italia, incredibile. Vabbè, bisogna richiamarla e stai, dobbiamo pungerla sul vivo, sugli animali e sull'Inghilterra.
Sì. Sì. Già. Sì. Beh. E poi non mi è piaciuta la sua affermazione. Lei dice non si scherza con i cani, ma ha detto una cosa brutta, secondo me. Ecco, avanti. No, non risponde, eh? Le volevo rifacciare quella cosa brutta che ha detto. L'inglese, capito? Viene qui a comandare, noi, a dire quello che si deve o non si deve fare, magari comanda anche il povero Elio, che è un tipo molto teso, sì. Non risponde, e allora vi dico quella cosa che mi ha dato un po' fastidio. Non so se l'avete notata nel discorso. Quando lei ha detto di avere un bastardo, io le ho detto questo è un cane di razza, è molto bello. Cioè magari avesse un cane di razza. Come magari? Lei c'è un bastardo, ti tieni il bastardo, perché il bastardo è un essere vivente, un cane come quelli di razza, e merita di più proprio perché è bastardo, e magari viene considerato meno, no? Ecco, dire magari, io c'ho il bastardo, magari avesse un cane di razza, è un'offesa per i cani, quindi non si scherza sulle bestie, non si scherza sugli animali, e non si fanno nemmeno questi discorsi offensivi. Lei mi ha offeso la categoria dei cani, ecco, ovvio. Io lo richiamo, ci riprovo almeno, no, non so se voi l'avevate notato, ma a me ha dato un po' fastidio, dice magari, ma come? Prima dice c'è un bastardo, a cui magari vuoi bene, eccetera, poi dice ma magari avessi, no, che fai? Vuoi far cambio? Ultiamo il bastardo nel canile? Vergogna! Gli inglesi, non risponde. Se mi risponde una parolina in inglese che la farà arrossire fin dentro le grandi e piccole labbra. Non risponde, perché non rispondi? Peccato, perché? Non lo so. Non risponde perché... Pronto? Miseria, ragazzi, no, niente, non mi ha vabbè, d'accordo, per carità di Dio, no, non importa, no. Però, insomma, abbiamo potuto valutare noi stessi la sua protervia. Quindi andiamo avanti anche nei confronti degli animali, a cui lei vuole tanto bene. Non si scherza sugli animali, no? Pronto? Sì? Non si scherza sugli animali, signora, non si scherza sugli animali, è chiaro? Lo dica a Giacomo, non si scherza sugli animali. Sì, che ha capito? Non si scherza sugli animali, lo dica a Giacomo. Ma come? Che parla? Abbi pazienza, non vuoi sapere di più? Io ti richiamo molto rapidamente per dire che non si scherza sugli animali. Sì. Non si può scherzare no. Ecco, vediamo se mi risponde immantinente, o seppure decide pure lei di non dar seguito, pur non essendo inglese, alla telefonata. Boh, guardate, ragazzi mia, guarda, sentila, guardala, sentila. Non si scherza sugli animali, Hai capito? No, dico, hai capito? La signora, io ora sono costretto, anche se ho pochissimo tempo, per beccare una voce umana, a fare un altro numero, un altro così, qualsiasi, sì, perché non si scherza sugli animali, assolutamente, ecco, non c'ho più tempo. Pronto, buongiorno, senta, non c'ho più tempo. Come? Non c'ho più tempo. Non hai più tempo? No, non la posso venire a trombare, mi dispiace, sarà per un'altra volta, va bene? Va bene. Arrivederci. Già, ma lo sapete che cosa ho trovato? Una scuola classica, di danza classica, sì, gay. Come gay? C'è scritto, chiaccei, come dicono a Prato, chiaccei, c'è scritto così, scuola danza classica gay. Io ero proprio gay, no? Proprio gay. O allora come si fa? Bisogna andare a imparare, sì.
Oh, beh, sì, beh, certo, sempre che qualcuno sia presente nella scuola di danza classica gay. Ma sì, sono una silfide, voglio ballare, sì, voglio fare la morte del cigno. Beh, pronto? Beh, pronto? Che strano, si è interrotto tutto. Non si interrompe un'emozione, vero? Così improvvisamente. Ma guarda, ha un altro numero questa scuola, sì. Vediamo se questo funziona. Scuola di danza classica gay, ma vi rendete conto? Così si chiama gay. E non ho capito se sia riservata a gay oppure che sia proprio il nome della scuola e che ha questo felicissimo nome. Vabbè, dunque. Verim. Pronto? Pronto, buongiorno. È la scuola di danza classica gay? Sì, pronto? Ah, sì. Senta, lei, posso scusi, parlare con lei? No, ha sbagliato numero. Non è la scuola di danza classica? No. Ma qui ho trovato questo numero sull'elenco. C'è scritto scuola di danza classica gay? No, ha sbagliato numero. Ma non è proprio sicura? Sì, sono sicura. È una casa privata? Sì. Oh, guarda, allora come mai questo numero corrisponde a una scuola di danza classica gay? Non lo so, forse c'è stato un errore di stampa. Un errore di stampa? Non l'hanno Dove mai... l'ha trovato questo numero? Sull'elenco. Senta, ma voglio dire, non ha chiamata mai nessuno per questo? No, mai nessuno. Non vorrei avere sbagliato numero allora. Vabbè. Può darsi che mi sia scivolato il dito. Mi scusi tanto. Niente, io rifaccio il numero, spero di non disturbare ancora. Va bene? Non si preoccupi. Grazie, molto gentile. Buongiorno, una vera amica. Quindi, ora lo rifaccio il ditino bello, per benino. Ma vorrei avessi sbagliato. Sì. Pensa un po', finisce anche il 69, cioè va a finire in un 69 in tutto, meglio di così, diciamo. Frega io. Pronto, buongiorno. Sì. Senta, è la scuola di danza classica gay? Sì. Ah, bene. No, perché prima avevo fatto il numero e avevo sbagliato, ma ha risposto la signora. Sbagliato di nuovo, lo stesso numero di prima. Ma scusi, allora è la scuola di danza classica? No, l'abitazione privata. Ma scusi, ma lei ha detto sì. Ma scusi, allora mi state prendendo in giro? Ho fatto lo stesso numero, l'ho rifatto col dito, quindi vuol dire che proprio... numero, no, ma questo guardi, questa casa privata, le dico, su un elenco telefonico non molto recente, devo dire. Non molto recente, purtroppo ha sbagliato. Non recente, da quanto sento, anche dalla sua voce, anche lei deve essere gay. Come? Anche lei dalla voce sembra gay, no? Non lo sono. E non lo so, non lo so. Ma non si sa. Può darsi pure, non lo so. Non lo sa, può darsi. Vede, perché in fondo... il mondo, non lo so. Ma sento che la sua voce è proprio gay fradicia. Niente di meno. Lei è un gay fradicio fino al midollo. Niente di meno. Ma quella signora di prima chi era? Come? È sua sorella la signora di prima? Ma non lo so, un travestito che c'è lì. Ma non lo so. Cos'è una casa d'appuntamenti? Come? Una casa d'appuntamenti? Ma forse è la sua. No, la sua. Io vado agli appuntamenti. Ma come si permette? Ma per lei ha anche un R. Ciao. Ha un R veramente buffo. Come si permette? Questo è un parente del Marchese Stefano Cognameo. Devo andare a chiamarlo. Sì. Ma come? Io ho questo numero della scuola gay. Io non lo so, ma l'ho richiamato. Sì. Come si permette? Pronto? Pronto? Senta, ha sbagliato di nuovo. No, appunto, io prima stavo scherzando, lei ha sbagliato. Non si può scherzare su queste cose. Senta, le sto dicendo che ha sbagliato. Questa è una scuola gay e lei non è un'abitazione privata, ma lei insiste. Ma lei è gay. Che ha sbagliato. All'R gay, lei all'R gay. Come? All'R gay. Che cazzo se ne fotte a lei quello che ho io, insomma? Ma lei che vuole? Il cazzo che se lo fotte, appunto. Ma chi è il telefono? Chissà, io sono Tito. Ah? Tito, mi chiamo Tito. Tinto Brass, forse? No, quello è Tinto, quello è Tinto. No, io non sono Tinto, sono Tito. Come? Io sono Tito, non Tinto.
Tito! A volte a volte mi tingo, sì, è vero, le unghie. Gentilmente mi lei ha tingo gli sbagliato, occhi. mi scusi, Sì. va bene? No, non mi deve scusare, io non la devo scusare. Lei scusi, no, lei ha ma sbagliato io non la numero, devo basta, scusare. va bene, Ha capito? arrivederla. Lei mi ha rotto le palle. Come? Lei mi ha rotto le palle. Va bene, arrivederla. Buona domenica, eh? Ciao. Gay! È ancora piuttosto bonario, vero? È ancora piuttosto bonario. Vediamo dopo la prossima telefonata se lo sarà di nuovo. Cioè, io questa volta il numero con il dito non lo fa più perché faccio la ripetizione perché chiaramente sì, è proprio quel numero lì che corrisponde. E beh, invece no. Sì, di nuovo. È di nuovo. Senta, gentilmente. Io rifaccio sempre il numero e sempre il suo. Che cosa vuol dire? Lei si è impadronito del numero della scuola gay. Io ho bisogno del numero. Allora mi dia il nuovo numero della scuola gay. Non lo so, lei ma che la quella frequenta sicuramente. Oh, ecco. Comincia a allarmarsi un po', quindi il nervosismo, come vedete, serpeggia, comincia a riattaccare troppo presto. Quindi è un sintomo di nervosismo che si acuirà anche di più con la prossima telefonata, anche se non dovesse rispondere. Lui sarà molto nervoso, sempre più nervoso. Stasera picchierà la moglie. Oh mio Dio! Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je n'ai pas compris. Oh! Le voilà! Cosa sta facendo? Come ha fatto? Cosa ha fatto? Forse ha deviato la chiamata su qualche altra cosa? Che so, su un telefonino? Per cercare di vedere da che numero telefono? To in culo, gay! No! Ah! Cosa mi manda? Questi fischi inumani? Tutto qui? Complimenti. A questo punto mi arrendo, alzo le mani, mi arrendo, per carità, sul ponte svento la bandiera bianca. Insomma, purtroppo la scuola gay, ecco, no, però nella stessa strada della scuola gay, sì, c'è un'altra scuola, però di estetica. Io potrei chiedere informazioni, sempre che ci sia qualcuno, perché mi ha detto, per sapere se questa scuola gay esiste ancora, se è frequentabile. Sì. Oh, giuro, c'è scritto gay, c'è scritto proprio scuola, cioè scuola danza classica gay. Così c'è scritto. Che ci posso fare? Ma si vede che le scuole a quelle parti a quest'ora, anche quella di estetica, non... Eccoci. Risponde il centro di professionali e medici. No. Siamo spiacenti di non poter rispondere alla sua telefonata in questo momento. Sì. Dopo il segnale acustico, pronunci chiaramente il suo cognome, nome e numero telefonico. No, prima sarà il nome e richiamato poi il cognome. quanto prima. Grazie. Sì. Che squallore. Io volevo dire solo una cosa. Me la sono scordata. Beh, no, cosa gli vuoi dire? Lo squallore immenso che pervadeva questo messaggio non mi dava assolutamente alcuna ispirazione. Mi sono dimenticato subito ciò che volevo dirgli. Vabbè, d'accordo, andiamo oltre, perché tanto solo oltre c'è qualcosa. Bella, segnatemela questa, perché come mai così? Fammelo rifare più bene. Solo oltre c'è qualcosa, sentila, perché qua e là, di qua no, di là no, oltre sì, oltre la siepe naturalmente. Beh, allora questo numero, per carità di Dio, andiamo via, su, forza. Mi piace il cognome di queste persone, hanno dei cognomi, guarda, che sì, mi fanno, vabbè, adesso facciamolo, sì, vai, così. Sì. Oh. Cazzo. E che? Andiamo avanti. E cosa ho fatto? Sì, ho fatto bene.
Pensava aver sbagliato, pensa a volte uno pensa aver sbagliato e fa bene, a volte uno pensa aver fatto bene e ha sbagliato. Succede, segnatevi anche questo, segnatevi tutte le mie frasi, un giorno potranno esservi utili. Ah, sì. No. Dove sei? Niente, No, niente, non risponde. Ho trovato invece un esperto specializzato in malattie nervose e mentali. È proprio quello che ci vuole per me. No, per dire, proviamo. A volte non si sa mai. Dottore, mi scusi, non chiamo da mesi. Vediamo se lui c'è. Ma come? Ave bisogno di dottore. Senti là. Niente da fare. Qui abbiamo un problema. Houston, abbiamo un problema. Capita quando uno è un Apollo. Chi l'ha capita, chi non l'ha capita, fave. Via. Ecco. Stavo tanto a spiegare. Già. No, mi scappa a ridere. Ma non mi rispondono, già mi scappa a ridere, ma non mi rispondono. Abbi pazienza, ma è un momento, vedi, un momento in cui, è uno di quei momenti in cui, sì, niente, io sono qua che vago, come l'intestino, no? E, già c'è, anche questa prima una pilla, lo so, via, dai, forza, basta, io non posso spiegare tutto, sarò criptato oggi, via. Pronto? Sciocca? Sì. Ecco, lo sapevo. La signora c'è? Sì. Me la può passare? Sì, grazie. Sciocca. Ha detto sì. Vediamo se anche lei conferma. Pronto? Sciocca? Sì? Ecco, lo sapevo. Un po' di sale, qualche volta magari? Dite? Va aggiunto un po' di sale, sa? Ma che state dicendo? Che state dicendo? Io sto dicendo quello che ci vuole. Mi sembrava un po' insipida. Insipida! Ha capito? Questa è la richiamata, sciocca. Tutte e due mi hanno confermato sciocca. Hai visto? E loro non si chiamano sciocca. Il bello è questo, perché se loro si chiamassero sciocca, dice sì, vabbè. Loro non si chiamano sciocca. È un altro cognome. Però io l'ho un po' modificato. Pronto? Ma sciocca? Allora scusi, perché mi era attaccato la signora? Non lo so. Non lo so, perché io ho detto, è insipida, mettiamoci un po' di sale? È per quello? Lei cade dalle nuvole, chi è, il figlio? Lei chi è, il marito, il figlio, chi è? O figlio. O figlio. O figlio. non pigliava a cruzare la boffa l'occhio per telefono. Ma ti chiamano un tuo culo, capito? Ma piglio un culo, non chiama a chiudere una botta lui. Ma la botta lui. Hai capito o no? Ma che ha detto? A bottone, che da chiamarlo? O figlio. Ammazza. Questo è un camorrista. Ho figlio con tutta quella prosopopea, ha paura di essere richiamato e lascia staccato. Ma il bello di tutto questo è che loro non si chiamano affatto sciocca. Tutte le volte che ho detto sciocca, l'ho detto sì, l'ultimo ho detto come dire, e allora sì, ma perché sai, dice si chiamano sciocca, dice sì, per forza, ma loro non si chiamano sciocca, e il bello è questo. Va bene, si è capito, oggi G, ok, si è capito, va bene, d'accordo, scusa. A volte le persone bisogna, sono un po' dure. Questa poi, guarda, questa. Pronto? Pronto, scopa? Sì? Pronto, scopa? Sì, scopa, sì.
Che appunto Dite? Sì, no, volevo sapere se è possibile stasera. Ma come? Chi è lei? Lo scopatore. Lo scopatore, continua a scopare. Appunto, con chi scopo? Con chi scopa? E tu scopa? Dice sì, e scopa sì. No ragazzi, ma come? Scopava davvero? No, non scopava. Al massimo questa scopa in terra, sul pavimento. Va bene, ma ora te dimmi, davvero E dico sì, dicono sì. Ecco, sì, andiamo oltre. Ecco. Beh. Ma questa è un'impresa edile o edile? Mi sembra... No, non ci sarà nessuno, per forza. Sì. Allora, andiamo da un cavaliere, va, un cavaliere. Ogni tanto un cavaliere ci sta bene. E spesso nel sud ci sono i cavalieri, no? Ci tengono molto, al titolo i cav. E quindi, sì, andiamo dal cavaliere. Altro cognome utile. Oh yeah! Pronto? Pronto, vorrei parlare col cavalier Chiavone. Chi è? Sono un suo conoscente. No, non la sento. Sono un suo conoscente, devo parlare col cavalier Chiavone. Ma chi lo vuole? Appunto, sono un suo conoscente. Lo conosco. Cavalier Chiavone. Cosa me lo chiama? Cavalca, cowboy, cavalca. Pronto? Pronto? Ma la sento lontano. Ma lei non è il cavalier Chiavone? No, io sono la moglie. Me lo può passare, per favore? No, io voglio sapere chi lo vuole. Io sono Arzillica. E chi è? Sono un suo antico compagno di scuola, sono diventato un professore, sono il professore Arzillica. Mi dispiace, però mio marito sono 5 anni che è morto. E allora perché non me lo dice subito? Fottuta pedovona. Abbiate pazienza. Me lo dica subito, no? Abbia pazienza. Aggiate pazienza. Se è morto, dice... Io odio le vedove che fanno così. Poi le vedove, poi le donne, sono vedove, poi le donne una sega, perché i mariti muoiono, capito? Poi le donne rimangono vive, poverine, rimangono vive loro, e loro muoiono. I cavalieri Chiavoni muoiono, capito? No, io capisco, dimmelo subito, e così mi fa tutto... no, non mi piace, non mi piace, questo mi dà proprio fastidio. No, le vedove devono dire, no, è morto, mi dispiace, ho sbagliato, comunque non è più possibilitato a rispondere, no? Mamma mia, ragazzi, tanto di Chiavone ne abbiamo trovati altri, Sì. Forse sono tutti morti proprio per questo, perché chiamavano troppo e via, ma queste cose, ma vediamo, vedo che no, vabbè, non importa, per carità di Dio, noi andiamo da un altro Chiavone ancora, perché sembra che ce ne siano parecchi. Beh, insomma, sai, forza, che si fa se no nella vita? Che sa fare? Appunto. Già. Proviamo. Vediamo. Queste donne che... Pronto? Pronto, buongiorno. Vorrei parlare con Chiavone, suo marito? Chi è? Sono Achille. Adesso ve lo passo. Oh, grazie. Chiavone, sì. Pronto? Pronto, parlo con Chiavone? Sì, chi è? Ah, sì. Appunto, io avrei qualcosa da dirle. Non sento bene. Non sente bene, per Chi forza, lei è ottenebrato dal sesso. Allora, chi è? pronto, mi sente? Sì, chi siete? Chi siamo noi? No, sono io, una persona sola. Volevo dire che io sono Gaetano Guagliarulo. Gaetano? Guagliarulo. Va bene? Sì. Il nome l'ha capito, sì? Sì, ho capito. Non le dice niente? No.
Ah, allora, lei signor Chiavone? Sì. Lei signor Chiavone? Sì o no? Sì. Ah, appunto. Mia moglie Sì. mi ha fatto sapere Sì. che insomma lei ha esteso la sua attività anche nel mio talamo, nel mio personale talamo nuziale. È vero o no? Senta, ma Corrisponde a verità? è... Caro ma signor lei ha Chiavone. sbagliato Schiavone. No, Chiavone è lei. Ehi, allora, siccome mia moglie, Ma io non ho capito cosa sta dicendo. mia moglie mi ha detto un Chiavone è venuto qua. Dove? È in casa mia. Ma quando mai? E quando mai? E che ne so, mi ha detto, Ma lei ha sbagliato, mi ha detto, secondo questo me. è il suo numero telefonico, questo Chiavone è venuto qua e mi è saltato addosso. Ma lei cosa sta dicendo? Così no, non mi dava del voi. Datemi del voi, datemi pure del voi. No. Allora Ma dice, io non la conosco, questo non Chiavone so mi ha non so detto chi mia è moglie. lei. Voi, mi date del voi, per favore. Allora, vi volevo dire che mia moglie ha detto che questo Chiavone mi è saltato addosso e mi ha chiamato. Ma guardi che ha sbagliato Schiavone, guardi che ci sono altri qui ad Avellino. Sì, e ciucciami il pisellino. Vabbè, senti, io non ho niente da dirle. Lei me lo deve dire, lei signor Chiavone. Schiavone? Il sondazzo. Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne porto. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.